Fedeli in coda dall'alba per visitare la tomba di Sant'Antonio, pellegrini arrivati da tutto il mondo e come ogni anno tanta devozione e fede. La festa del santo è questa, blindata per garantire sicurezza, ma con una presenza delle forze dell'ordine discreta per non creare allarme. E poi con tanti bambini, con le 11 messe previste durante la giornata, con i 100.000 fedeli attesi fino alla processione, l'atto solenne e conclusivo, una festa con tanti volti e tante storie. Croazia. Cosa si chiede a Sant'Antonio? È la mia prima volta qui da sacerdote, il mio santo preferito, ho imparato molto da lui, ora sono qui a chiedergli di aiutarmi a essere un buon prete e a offrire a lui e a Dio la mia fede. Io sono libanese, mi viene dal Canada e chiedo la pace per il mondo, ogni giorno, anche per l'Italia. Da dove venite? Da Brescia. E cosa si chiede a Sant'Antonio? Ma si chiede di far star bene che è meno fortunato, poco ma sicuro. E poi chiediamo una benedizione per il nostro bimbo. L'avete già fatta entrare in chiesa? Siete già entrati? Sì, siamo già entrati. Molto bella, io sono già venuto anni fa, adesso abbiamo portato lui, dai, per farsi il suo giretto, 20 giorni di nascita. Cosa state vendendo? È il pane benedetto di Sant'Antonio, che risale a un'antica tradizione per un miracolo fatto dal santo. Quest'anno abbiamo un pane un po' speciale, circa una mezz'oretta fa sono arrivate due signore che sono partite questa mattina alle 4 da Imperia, hanno 2 malati in casa e sono arrivate con una valigia e ci hanno detto questa è una valigia di pane, l'avevano confezionato loro, fatto con le loro mani. De Granada. Ogni anno qui? Il secondo anno. Cosa chiede a Sant'Antonio? Gran devozione. Mucha devozione. Mio marito oggi compie 60 anni, quindi ho fatto questo bellissimo regalo. Quindi buon onomastico e buon compleanno. Grazie. Cosa si chiede a Sant'Antonio? Beh, si chiede diverse cose, ma adesso vediamo. Io ho iniziato il servizio alle 6:30, comunque c'era già stata la prima messa e è già iniziata la coda. È un piacere fare questo servizio. Tanti stranieri, tanti italiani? Tanti stranieri, ma anche tanti italiani e tante persone che tornano. Una preghieretta si fa sempre, visto che siamo nella zona, merita arrivare qua, fino a qua. Io mi chiamo Antonella e quando sono nata, siamo 2 gemelle, eravamo talmente piccoline che la mamma ha pregato Sant'Antonio e ci ha aiutate naturalmente, allora da questo deriva il mio nome Antonella, perché Sant'Antonio ci ha aiutate e ogni anno veniamo a trovarlo. E lui vi fa compagnia sempre? Grazie. Sì. La commozione perché? Sempre quando che vengo in questo posto è tanto l'aiuto che sento.